Oggi giornata importante con l'inizio di una settimana dedicata al problema della festa della donna, però c'è anche una giornata dedicata al progetto sull'astronomia. Allora, oggi in realtà si intrecciano due iniziative di grande valore e importanza per il nostro liceo. Siamo al sesto appuntamento della settimana della cultura scientifica e oggi credo che i nostri alunni e gli alunni anche dei licei, degli altri licei della città che hanno scelto di partecipare assisteranno ad una mattinata sicuramente interessante e stimolante, una mattinata che abbiamo dedicato all'astronomia. Infatti abbiamo denominato questa giornata A come astronomia, alla presenza di tre illustri ospiti e relatori: la professoressa Caraveo, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale degli Astrofisica, e il dottor Salvo Pluchino, vicepresidente degli Astrofili Italiani, e il dottore Falco, che è un astronomo e archeologo. Sono tre personalità illustri nel campo che sicuramente questa mattina riusciranno a stimolare l'interesse dei nostri allievi anche per questo campo scientifico. Quello che mi piace sottolineare è in particolare la presenza della professoressa Caraveo, perché arriva in un giorno in cui noi di fatto apriamo la settimana dedicata al nostro 8 marzo, una settimana che come sempre apre un focus sulla partecipazione delle ragazze alle STEM, quindi una relatrice donna che è testimonial di come una donna si sia potuta affermare nel campo delle scienze. Credo che sia, diciamo, l'esperienza migliore. La settimana si apre infatti dell'8 marzo, si apre con l'inaugurazione della mostra dedicata alle donne Nobel per la scienza, curata da Toponomastica al femminile, che aprirà Ester Rizzo, autrice e scrittrice di tematiche che riguardano le donne. Quindi credo che davvero l'esperienza sia straordinaria oggi per i nostri ragazzi e come sempre testimonia un impegno costante del nostro liceo alla promozione delle STEM anche per le ragazze. Oggi al via presso l'Istituto Leonardo, qui al foyer del Teatro Pirandello, una mostra fotografica dedicata proprio alla settimana della donna. Di cosa si tratta? È una mostra che mette in evidenza le donne che hanno ricevuto il premio Nobel per le scienze, quindi in questo caso particolare per la chimica, per la fisica e per l'economia. È ovvio che la mostra vuole evidenziare queste donne che rappresentano comunque un'eccezione, guardando proprio i pannelli dove si nota che sono pochissime rispetto agli uomini, però il senso è di giustificare o dare delle spiegazioni del perché sono così poche e quindi parlare di accesso all'istruzione negato alle donne, parlare di appropriazione indebita o di veri furti delle scoperte delle donne e parlare delle teorie misogine e maschiliste che tanti filosofi, medici, storici nei secoli hanno tramandato e che quindi danno la spiegazione del perché il numero è così esiguo. Il suo contributo oggi? Parlerò del contributo delle scienziate alla ricerca astronomica e cercherò di fare riflettere i ragazzi sul fatto che molti contributi dati dalle donne sono rimasti senza nome e senza riconoscimenti. Quindi è il momento di aprire gli occhi e di stare più attenti alle capacità di tutti, perché la scienza è bellissima da fare e la possono fare tanto gli uomini quanto le donne. Ecco, parliamo di questa sua presenza qui nell'iniziativa dell'Istituto Leonardo. Oggi parlerò di radioastronomia, un modo diverso di guardare il cielo, che non è attraverso un normale telescopio, ma attraverso i radiotelescopi delle grandi antenne, che servono per scrutare le meraviglie dell'universo e darci una visione complementare a quella che può essere l'osservazione del cielo a occhio nudo o con i telescopi. Quindi cercherò di coinvolgere i ragazzi in questa affascinante tematica, cercando di stimolarli verso modi diversi di osservare il cosmo che ci circonda.